tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda la rassegna stampa. A te la linea. Ciao Lorenzo e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che sono patrioti innamorati della libertà. E allora oggi, sabato 4 gennaio, visto che è la prima volta che ci ritroviamo assieme in questo 2025, vi rivolgo l'augurio di un felice anno nuovo. Un anno che però, come sapete, è iniziato con il blitz islamista a Piazza Duomo, a Milano, con giovani di origine nordafricana che hanno insultato l'Italia e le forze dell'ordine e sono stati identificati i responsabili di questi video virali su TikTok. Giustamente il vice premier Matteo Salvini aveva commentato: che tristezza, festeggiare insultando l'Italia, gli italiani e la polizia è da cretini, che tornino da dove sono venuti, non abbiamo bisogno di loro. E su questa vicenda ieri il nostro direttore di Radio Libertà Giovanni Salusti aveva proprio commentato che ci è toccato vedere una delle piazze principali del paese espropriata dal controllo dello Stato, dalla convivenza civile, in tutto ciò poi il silenzio assordante del sindaco Sala su questo Milanistan. E allora oggi, dopo la rassegna stampa, ci collegheremo come sempre poi nel finale di puntata con Matteo De Sio, come sapete conduttore lunedì mattina su queste magiche onde per Te la ridò io l'America. Con lui analizzeremo le notizie della giornata, soprattutto queste legate agli effetti di una immigrazione di massa e illegale. Naturalmente apriremo il consueto filo diretto con voi ascoltatori, proprio perché sono fondamentali le vostre riflessioni e la nostra è una radio veramente libera che permette un reale spazio di confronto democratico. Intervenite quindi come sempre allo 0292947222, 3 volte 2 finale, oppure scrivendo i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega. Oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, sempre al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. Mi raccomando, non superate il minuto, massimo 90 secondi, vi rinnovo sempre questo invito in modo tale che poi nelle vostre chiamate ci sia la possibilità appunto di fare intervenire il maggior numero possibile di ascoltatori che così possono tenere i loro interventi. Se un intervento dovesse superare 90 secondi, vi ricordo sempre che dovremo purtroppo sfumarlo. Potete seguirci quindi sempre dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, come dalle pagine Facebook di Radio Italia e della Lega, dal nostro nuovo sito.net, che è un vero e proprio giornale online con questa sua nuova veste grafica e editoriale. E poi potete seguirci anche dall'app di Radio Libertà per i vari sistemi operativi, sia iOS in ambito Apple, sia Android, e poi naturalmente per completare questa panoramica social potete seguirci anche da YouTube. Vi rinnovo sempre l'invito anche ad abbonarvi, a sostenerci, perché veramente basta poco per sostenere questa radio che, lo ricordiamo, è unica in un contesto mainstream dominato dal politicamente corretto, e quindi potete andare rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora iniziamo subito con la prima pagina di Libero, che forse avete già visto, no? Qui inquadrata, io vi condivido nello zoom, nella condivisione, vedete le brigate rozze. Nuovi video di Piazza Duomo, i ragazzi che recitano il Corano e gridano Allah Akbar. Primi identificati, 2 africani trattenuti al CPR per il rimpatrio, sindaco e curia muti. E prima appunto stavamo ricordando anche quello che aveva affermato il nostro direttore Giovanni Sallusti proprio sul mutismo, assordante silenzio appunto di Sala su questo Milanistan. E qui vedete Tiziana Maiolo che, intervistata oggi da Libero, spiega: tutti uomini e violenti, ecco il patriarcato musulmano. Ma secondo le anime belle, no, sapete, sarebbe l'Italia il paese invece del patriarcato, sarebbero gli italiani quelli che ancora osano, continuano a perpetrare queste violenze nei confronti delle donne, a perpetuare questi modelli di patriarcato, di maschilismo. Daniele Capezzone che se ne occupa oggi, appunto, vedete, e così abbiamo visto all'opera quelle che potremmo chiamare le brigate rozze, anzi le rozze brigate di Allah,
un'orda di magrebini ululanti, una torma di immigrati dediti agli insulti più violenti contro il paese che li ospita, vaffa, puntini puntini Italia, e insulti anche contro le forze dell'ordine, polizia di me, puntini puntini. Milano è cosa loro, questo ci hanno fatto capire a Capodanno, trasformando in un bivacco non solo il monumento a Vittorio Emanuele II, ma soprattutto tutta la piazza intorno. Qui vedete segue a pagina 3, infatti ci andiamo un secondo, poi ritorniamo un attimo sulla prima pagina di Libero, e vedete Daniele Capezzone qui segue dalla prima pagina queste brigate rozze che vogliono occupare Milano, vogliono conquistarsi Milano, sindaco e curia che tacciono. Beppe Sala e Monsignor Delpini sono sempre intervenuti su molti argomenti, però stavolta non hanno sentito il bisogno di proferire verbo, un segnale preoccupante perché è stata offesa la nostra comunità, una città proprio fuori controllo. E appunto anche il sagrato del Duomo hanno voluto occupare. Torniamo un attimo però appunto sulla prima pagina, perché vedete poi la riflessione anche di Mario Secchi sul testamento profetico che ci aveva lasciato Oriana Fallaci. Vedete qui inquadrata la foto che ce la ricorda. Il nostro problema ha un nome e Oriana Fallaci ce l'aveva appunto detto, anticipato. Quando Oriana Fallaci nel settembre del 2001, pochi giorni dopo l'attentato alle Torri Gemelle, scrisse sul Corriere della Sera un testamento profetico, liberando un fiume in piena che dipingeva un declino, il nostro, e l'ascesa dell'Islam in Occidente, quando raccontò della sua Firenze sfregiata dalla indifferenza, quando descrisse l'avanzata islamica sul sagrato della chiesa di San Lorenzo, dove si ubriacano col vino e la birra e i liquori, razza di ipocriti, sì, perché l'Islam che vieterebbe il consumo di alcolici, e dove dicono delle oscenità appunto all'indirizzo delle donne. Quando la Fallaci levò il suo grido più in alto, si scagliò su di lei l'accusa di razzismo, il martello che serviva ieri e oggi a demolire la verità. 23 anni dopo siamo qui a fare i conti con la realtà dell'Islam, quello che la notte di Capodanno conquista il sagrato del Duomo e di Milano, sventolando bandiere con la mezzaluna e la stella, invocando Allah e offendendo l'Italia, quello che sequestra Cecilia Sala in Iran e la rinchiude in una prigione trasformandola appunto nella pedina di un intrigo internazionale, la sua riduzione a merce di scambio. E poi sulla vicenda di Cecilia Sala, qui vedete il confronto che instaura oggi Libero, Sala Salis scopri le differenze, con il nostro direttore Giovanni Sallusti che si occupa anche del papà della Salis, che ormai ambisce ad essere influencer o forse si atteggia, ormai si comporta già appunto tale da influencer. Vedete, e adesso silenzio, la madre di Cecilia che smonta la sinistra, che ha invocato questo silenzio, e se ne occupa Salvatore Dama, la famiglia di Cecilia Sala che chiede il silenzio stampa perché si è arrivati a una fase delicata delle relazioni diplomatiche e ogni commento o azione fuori luogo potrebbe rallentare il ritorno della giornalista italiana detenuta nelle celle iraniane. Questa richiesta accettata da tutti mette la sordina anche alle opposizioni. Nel caso in cui avessero mai pensato di cavalcare l'arresto della Sala come possibile argomento di polemica con il governo, no, non si può fare. E allora il Partito Democratico evita di chiedere di nuovo un dibattito parlamentare e il coinvolgimento di tutti i partiti nelle scelte cruciali di queste ore. I Verdi si dicono pronti a rispettare la volontà della famiglia, i radicali rinunciano alla manifestazione davanti all'ambasciata iraniana. Quindi qui il virgolettato, no, sulla nota della famiglia Sala per Cecilia, governo mobilitato al massimo, ora servono discrezione e riservatezza. E invece l'attacco di Roberto Salis che ha tenuto, no, a puntualizzare, ha voluto attaccare e criticare così il governo, la Meloni a me non mi ha chiamato. Sentite poi la sgrammaticatura, infatti poi scriverà il nostro direttore Sallusti questa grammatica claudicante. A parte questo poi c'è tanto altro da dire e da analizzare, e infatti adesso ci andiamo. Una statista di bassa statura, no? La Meloni, secondo il padre della Salis. E infatti qui Giovanni Sallusti scrive dopo questo titolo: io ho mai chiamato la polemica assurda del papà di Ilaria. La notorietà, specie se ottenuta di riflesso e senza l'innesco del merito, può generare cortocircuiti esistenziali. Questo è il caso
di Roberto Salis, che è un mediamente distinto signore di mezz'età che è diventato famoso per essere il padre di Ilaria Salis. Verrebbe da dire che invece la figlia è diventata famigerata, visti i crimini di cui si era macchiata, visto il processo a suo carico, a sua volta appunto famosa per essere scappata a un processo per lesioni aggravate e associazione criminale tramite candidatura all'Europarlamento, con quella cosa rosso-verde del duo, il duo no, Fratoianni e Bonelli. È fisiologico che il signor Salis non abbia retto e che da quando ha avuto l'impressione che al mondo esterno interessi improvvisamente il suo parere, si senta e si comporti come un influencer. Eh sì, dicevamo appunto ormai tale così si atteggia. Pura commedia umana, genere Vanzina più che Balzac, ma nulla di inedito. Se però l'influencer immaginario entra a gamba tesa nello scenario, e qui vedete si va a pagina 12, questo è uno degli articoli che appunto poi dobbiamo analizzare più nel dettaglio qui di Libero, ma poi anche quello a pagina 5, con l'analisi della diretta che ha tenuto ieri il vice premier Matteo Salvini sui suoi social, un'analisi condotta appunto da Rubini a pagina 5, e ieri sapete, ovviamente poi lo ricordiamo per chi non l'avesse seguita questa diretta, Salvini si era occupato proprio di questi fatti di Milano, del blitz islamista come l'abbiamo chiamato prima. Ma vedete qui appunto l'articolo invece, la riflessione di Giovanni Sallusti, del nostro direttore, appunto a proposito del comportamento del padre della Salis, e allora che segue dalla prima pagina, cioè il suo velleitarismo marginale, questo appunto di Roberto Salis, che diventa inadeguatezza manifesta, talmente manifesta da risultare offensiva. E chiudiamo questa parte così vediamo bene prima tutta la prima pagina di Libero di oggi, vedete poi qua in fondo nel taglio in basso l'ipocrisia di Scurati che incassa e poi frigna, che si è lamentato, pensate, della sua stessa platea. Qui giustamente Fausto Carioti scrive come se Stephen King, per dire uno che ha dimostrato più talento, no? Lettori e royalties di lui, di Scurati, andasse in giro a lamentarsi della passione che tanti suoi lettori manifestano per l'orrore, perché lo scrittore, pensate, è stufo di essere divisivo, quindi perciò l'ipocrisia di Scurati, e quindi Antonio Scurati farebbe bene a risparmiarcela questa ipocrisia, se non al prossimo, almeno a se stesso. Scrive qui, puntualizza Fausto Carioti. E poi Pietro De Leo sulla governatrice Todde, che è stata dichiarata decaduta, credo che abbiate seguito anche questa vicenda, la sorpresa in Sardegna, ovviamente poi ci torneremo su questo, un anno che può bastare per passare dal sogno all'incubo. Era febbraio del 2024 quando Alessandra Todde, esponente del Movimento 5 Stelle, vinceva le regionali in Sardegna di stretta misura sul candidato di centrodestra Paolo Truzzu. E la Todde che guidava questa coalizione, qui vedete, segue a pagina 11, una coalizione in campo largo. Ma vi ricordate poi quello che successe dopo questa vittoria? E cioè l'esultanza del centrosinistra, sembrava che ormai anche tutta l'Italia dovesse passare immediatamente alla Schlein, a Conte e Friends. Subito dopo poi si votò per le regionali in Abruzzo e immediatamente furono risconfitti. E questo fu l'esperimento del campo largo, no? Che poi alla fine abbiamo visto vincente dove? In Emilia Romagna, classica roccaforte, e lì abbiamo detto, vedete che il risultato, nonostante tutto quello che è emerso a proposito delle responsabilità dell'Emilia Romagna, della regione, nella gestione comunque delle tante alluvioni e soprattutto nella mancata prevenzione degli effetti devastanti di queste alluvioni che si sa diventano sempre più ricorrenti. Ma allora vi dicevo, per completare questa parte di Libero, vi citavo prima l'articolo a pagina 5 di proprio Rubini su quello che ha commentato il segretario federale della Lega, il capitano Matteo Salvini, a proposito dei fatti di Milano. Vedete, siamo qui a pagina 5, la linea della Lega: non siamo razzisti egoisti, ma chi ci insulta se ne vada. Salvini torna sui fatti di Milano: bestie? No, troppo rispetto per gli animali. E poi elogia Elon Musk, farà del bene all'Italia, e il PD che sbrocca, sei il suo cameriere.
bestie, ma no, appunto ho troppo rispetto per gli animali per paragonarli a quei cretini lì, dove quei cretini lì sono i gruppi di immigrati che hanno inneggiato ad Allah e insultato l'Italia e le forze dell'ordine in Piazza Duomo a Milano la notte di Capodanno. A parlare il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, che nel corso della consueta diretta social è tornato a parlare della questione milanese. E infatti credo che molti di voi sicuramente hanno visto questa diretta e quindi però per chi non l'avesse seguita, qui ricordiamo appunto con le parole di Rubini i passaggi salienti fondamentali. A un utente che gli chiede: Matteo, ripulisci Milano? Il leader risponde: anche questi fatti qui hanno dimostrato che la Lega ha ragione. Non siamo razzisti egoisti, ma bloccare l'immigrazione illegale e mandare a casa chi fa tutto questo caos per noi è un dovere e non un reato. E ricordiamoci appunto Matteo Salvini è stato appena assolto dall'accusa di sequestro di persona, lui che stava cercando di bloccare, e c'era riuscito a bloccare questa immigrazione illegale di massa. Insomma, qui non è questione di pugno duro, ma di far rispettare le leggi vigenti sull'immigrazione. A un certo punto della diretta un follower, pensate, ha confessato di essere tra quelli che erano in Piazza Duomo e questo ha anche rivendicato la sua posizione di contestazione. Se sei contento tu, ha replicato Salvini, a me fai un po' di pena, un po' compassione, un po' tenerezza e un tantinello schifo. Basta gente che viene qui, pretende una casa o un lavoro e poi va in piazza ad insultarci. Se non vi piace l'Italia, andale. E quindi veramente della serie ciapa il barchin e torna da dove sei venuto. Sempre parlando della questione relativa agli stranieri, Salvini ammette che tutto il governo sta lavorando bene contro l'immigrazione, ma solo io ho rischiato di andare in galera. A chi lo accusa di essere un assassino di bambini, Salvini ricorda che quando ero ministro abbiamo ridotto gli sbarchi del 90% e dimezzato il numero di morti nel Mediterraneo. E a proposito di Viminale, ribadisce la sua fiducia in Matteo Piantedosi, che è un grande ministro e un grande amico. Salvini poi ha parlato anche di Elon Musk, con il suo Starlink realizzerà del bene anche per l'Italia, con i suoi satelliti tutte le zone che ora non lo sono saranno connesse. Una frase che poco dopo fa schiumare di rabbia la sinistra, con la pidina Deborah Serracchiani a spiegare che con queste parole l'Italia diventa cameriere di Musk e naturalmente di Trump, che detto da un esponente del partito, giustamente qui la puntualizzazione di Rubini, il partito del ce lo chiede l'Europa, strappa financo un sorriso. E infatti vi ricordate, no, sempre la propaganda ultra filo UE di questo PD per cui bisogna essere sottomessi alla Commissione europea e accettare tutto quello che viene da lì. E su questo ci torneremo, anche questo lo riaffronteremo perché visto che Scholz adesso è in campagna elettorale ha pensato bene, pensate voi, di mandare una lettera aperta addirittura alla von der Leyen per chiedere di rivedere queste norme green, queste follie green anche sulle auto. Della serie, ben svegliato, ti sei accorto adesso i danni che si stavano realizzando, producendo sull'industria automobilistica tedesca e non solo europea. Però quando lo dicevano gli altri, no, erano i pericolosi e pazzi sovranisti, euroscettici. Il leader della Lega poi torna sui risultati ottenuti dai primi giorni di applicazione del codice della strada. Ecco, questo è un altro capitolo importante sugli effetti dell'applicazione, no, del codice della strada e se ne occupa oggi anche il giornale, il Tempo e quindi poi analizzeremo nel dettaglio tutti questi dati che sono venuti e anche la polemica strumentale di Renzi che ha osato dire ma questi numeri, queste statistiche non tengono conto dei dati che vengono dalle polizie locali e poi c'è stata la replica anche di Salvini. Ma infatti anche qui, no, vedete, riportato ha affermato Matteo Salvini, nei primi 15 giorni di vigore della nuova normativa i morti dovuti agli incidenti sono calati del 25%, dai 67 del 2023 ai 50 dello stesso periodo del 2024. Al PD però questa statistica non piace e accusa il ministro di usare i morti per fare propaganda. Replica secco Salvini, riescono a polemizzare perfino sui dati di polizia e carabinieri relativi agli incidenti e tutto questo è semplicemente vergognoso. E allora poi oltre alle solite rassicurazioni sul tasso alcolemico che è invariato da 14 anni e non è stato oggetto di modifica del nuovo codice, perché lo sapete quante fake news sono state diffuse su questo codice della strada, nuovo codice, addirittura si era detto che erano stati cambiati
appunto questi limiti alcolemici che non erano stati cambiati, si era detto che bastava mezzo bicchiere nel veglione di Capodanno e subito, no, ad un primo controllo si sarebbe incorsi in sanzioni, e non era vero. Qualcuno addirittura provocatoriamente, pensate che scelleratezze, ma proprio che bestialità, in un'altra delle dirette aveva chiesto a Matteo Salvini: ma è vero che se uno mangia, mastica delle cicche, addirittura con questo può rischiare delle sanzioni col nuovo codice della strada? Matteo Salvini aveva giustamente risposto su: non fate i bambini, siate seri, comportatevi da adulti. Della serie, se queste sono le provocazioni, le domande, i dubbi che devono venire, insomma, veramente aprite gli occhi, riflettete su quello che state dicendo. E allora quindi non c'è stata nessuna modifica, ma Matteo Salvini ha ribadito che mettersi al volante da drogati, da ubriachi è appunto da irresponsabili. Salvini parla anche dei monopattini. Nel 2024 ci sono stati 20 morti, pensate, 20 morti a causa dei monopattini. Quindi ritengo giusto mettere l'obbligo del casco, della targa e dell'assicurazione. Il lavoro di un ministro è quello di salvare vite. Se ci riesco, sono contento. Nella chiacchierata con i follower c'è spazio anche per qualche frivolezza, tra una battuta scaramantica sul suo Milan che ci sta dando grandi soddisfazioni, dice con evidente ironia, però poi in serata, no, le soddisfazioni del Milan che ha battuto appunto in Supercoppa la Juventus rimontando, vincendo 2-1. E poi le battute anche su Vasco Rossi. Mi piace come cantante, come uomo, non lo giudico, ma dico e dirò sempre no alla legalizzazione delle droghe. Che penso di Baby Gang? Non lo conosco, preferisco ascoltare Alfa e il grandissimo Max Pezzali. E aggiungiamo appunto leggendario, veramente per tutte le stagioni un evergreen Max Pezzali. Ma Lorenzo, me l'hai ricordato, c'è una chiamata in linea, la facciamo già sentire, prego. Buongiorno signor Scimia, Lisetta. Ciao Lisetta. Ecco, allora, Trieste, signor Scimia, diventerà Sì. la porta europea. Perché? Perché questo? Perché dopo la guerra fredda la città si è affermata come snodo strategico tra Mitteleuropa e Indo-Mediterraneo. Oggi tra Trimarium e IMEC l'importanza del capoluogo giuliano, sempre Trieste, per il fronte orientale della NATO. Gli USA offriranno sostegno, ma l'Italia prenda l'iniziativa. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata, signor Scimia. Grazie Lisetta, ovviamente buon anno nuovo. Sì, Trieste che è fondamentale per questi traffici e per queste ovviamente evidenze geopolitiche, ma ricordiamoci che poi Trieste è anche la porta d'ingresso per l'Italia, per questa nostra frontiera est, e che è una frontiera che, non dimentichiamoci, va sempre più controllata, perché come sappiamo poi la criminalità organizzata riesce anche lì a far portare su questa rotta, no, migranti clandestini, e quindi va monitorata e comunque, come hai detto anche te Elisetta, è uno snodo fondamentale anche in relazione poi comunque all'Est Europa, Est Europa che sappiamo è in subbuglio, dopo l'invasione da parte di Putin dell'Ucraina e dopo tutto quello che sta succedendo anche in Moldova e Georgia. Su quello che sta accadendo in Georgia oggi se ne occupa la stampa, infatti vi faccio già vedere perché c'è, se ne occupano sia la stampa che Repubblica, comunque un reportage proprio su quello che sta accadendo per queste proteste. Ve lo apro un attimo velocemente, vedete: gente di Tbilisi, il reportage, qui siamo sulla prima pagina della Repubblica di oggi, il mio viaggio dentro la notte di Emmanuel Carrer, con i manifestanti georgiani che protestano contro il governo filorusso e per l'Europa. Ma dopo questa deviazione, grazie Lisetta per comunque il contributo, la riflessione su questo, su Trieste, noi riprendiamo ovviamente Libero di oggi, torniamo quindi a pagina 5 per finire di commentare la diretta che ieri ha tenuto appunto Matteo Salvini. E allora vedete il virgolettati anche, i numeri contestati, col nuovo codice meno morti sulle strade, chi fa polemica deve vergognarsi, il momento del carroccio, la Lega cresce nei sondaggi, paga salvare vite e aumentare gli stipendi, alleanze oltre confine, Trump che porterà la pace, e vorrei la Le Pen all'Eliseo e Bardella come primo ministro francese. Infatti c'è stato spazio anche per dire questo. Vice Premier torna serio quando affronta l'argomento Rimini con l'agente indagato che ha compiuto solo il suo dovere.
Si complimenta con la Svizzera che dal 1° gennaio ha vietato l'uso del burqa integrale che copre il viso, è un segno di sottomissione, hanno fatto bene a vietarlo. Ecco, poi sui fatti che sono accaduti a Rimini, anche qui dovremmo aprire un altro capitolo e soffermarci, perché ancora una volta si rischia che poi venga criminalizzato la gente, chi è in divisa difende la legalità, difende i passanti, perché qui adesso non c'è manco più il diritto, vedete, a girare tranquilli, che uno ha la colpa di passare lì. La colpa è quella di girare, di essere liberi, di muoversi, perché poi alla fine rischi pure le coltellate, magari poi dall'immigrato illegale che o comunque aveva fatto, ottenuto, aveva presentato la domanda di protezione internazionale, l'aveva ottenuta e che però presenta tutto un quadro da disturbo psichiatrico, però è in giro a combinar danni. Si complimenta quindi, dicevamo, Matteo Salvini con la Svizzera che dal 1° gennaio ha vietato l'uso del burqa e torna a manifestarsi favorevole sia ai controlli antidroga per i parlamentari, sarei il primo a mettermi in fila per farlo, sia alla legalizzazione della prostituzione. Ecco qui, a patto che sia una scelta libera e non una costrizione e che comunque paghino le tasse. Per il prossimo futuro si augura che Trump possa portare la pace in Ucraina e Medio Oriente e quello che dicevamo prima, che in Francia Marine Le Pen possa diventare presidente, Jordan Bardella premier. Finale dedicato alla Lega. Sono contento che crescano i sondaggi, vuol dire che lavorare per salvare vite e aumentare gli stipendi paga. In serata da ministro dei trasporti ha avuto una videoconferenza con l'omologo francese Philippe Tabarot con un focus sulla situazione dei valichi alpini, con l'obiettivo di riaprire Frejus e Tenda entro la primavera e ripristinare entro fine marzo il collegamento ferroviario tra Milano e Parigi. Il colloquio è stato definito da Salvini cordiale e costruttivo. E allora questo, come vi dicevamo, per aggiornarci sulla diretta, sulla giornata ieri di Matteo Salvini, del segretario federale della Lega, ma vi dicevo sempre per Libero di oggi, e poi oggi su questa testata dovremmo analizzare anche quello che scrive per esempio Salvatore Dama sulla famiglia Sala o anche Storace sull'omicidio Ramelli, su quello che fu un omicidio politico, ma ve lo citavo prima, appunto l'articolo, l'editoriale del nostro direttore a pagina 12 sul padre della Salis, allora ritorniamo lì, ecco qua, vedete, che segue dalla prima pagina, quindi mamma Sala che chiede il silenzio, questa richiesta molto composta, e invece Papa Salis che non perde il vizio di attaccare il governo, gli inutili protagonismi. E così Roberto Salis ha deciso di intervenire sul dramma di Cecilia Sala, ha afferrato quello che ormai per lui deve essere un terzo atto, l'iPhone di ordinanza, e purtroppo, come dice un comico di un certo successo, non c'era nessun amico a fermarlo. Pronti via. La presidente Giorgia Meloni ha ricevuto dopo pochi giorni, sentite le accuse familiari di Cecilia Sala, è andata a prendere Chico Forti, un ergastolano con volo di Stato, a me non mi ha mai chiamato, giusto per sottolineare la bassa statura da statista del nostro Presidente del Consiglio. A parte che qua con quella bassa statura da statista viene anche da pensare che forse implicito e sottinteso una sorta di body shaming, no? Di comunque dileggio e irrisione anche sull'aspetto fisico. Come appare evidente a chiunque dimori nella realtà e non in una versione alternativa di X tramutata nel proprio flusso di incoscienza, la grammatica più che claudicante di questo post è il problema minore. Quello maggiore chiaramente è l'idea a monte, se così si può chiamare l'atto di chi è talmente di bassa statura, per usare le sue parole, da agganciarsi alla sofferenza altrui che per colmo di fortuna coincide anche con la tendenza social di giornata, per saldare dei propri nebulosi conti personal politici. Anche nel momento in cui una nazione è giustamente appesa ad ogni sillaba della madre di Cecilia, ci deve essere un momento di protagonismo residuale per lui, per il padre della Salis, perché lui è protagonista per definizione, un influencer, non può smettere di influenzare nemmeno volendo, anche a costo di tormentare la logica e la geopolitica al punto di sovrapporre due condizioni che sono incommensurabili, cioè l'imputata Ilaria, che poi è imputata per quei reati, l'abbiamo ricordato, e la sequestrata Cecilia. Qualche inguaribile ottimista prova a farglielo notare, quindi anche a farlo ragionare. Tua figlia era accusata di tentato omicidio, salvata dalle elezioni in Europa, quindi situazione molto diversa da quello invece della Sala,
questo caso giornalista indipendente in Iran per un reportage. E beh, delle situazioni un tantino differenti. Ma Lorenzo me l'hai ricordato, piccola pausa e noi ci ritroviamo fra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea. Grazie Lorenzo. E allora vedete qui poi prosegue Giovanni Sallusti, il nostro direttore, l'influencer ipotetico lo fulmina così, l'influencer ipotetico ovviamente il padre della Salis, che si indirizza, che si rivolge appunto a uno dei critici che aveva scritto questo post, questo commento facendo notare le differenze tra la Salis e la Sala che sta lì per realizzare il giornalismo indipendente, la Salis che era accusata di tentato omicidio. E allora subito, indignato, inviperito, il padre della Salis che risponde: lei è un poveretto che non riesce a comprendere il mondo che la circonda. Nelle dittature come l'Ungheria o l'Iran, quindi l'Ungheria è una dittatura, alla stessa stregua dell'Iran, si usano accuse pretestuose per finalità politica. L'ha scritto davvero, ancora una volta purtroppo non c'era nessuno nei paraggi che gli volesse bene al punto di farlo desistere. L'Ungheria come l'Iran, una democrazia europea, laica e plurale, una democrazia che poi sapete ha guidato anche il semestre, l'ultimo semestre europeo, adesso è passato nella guida appunto alla Polonia, una democrazia europea come una teocrazia totalitaria, quella dell'Iran. Orban come Khamenei, impiccatori di omosessuali, massacratore di donne non velate e architetto del terrore mediorientale. Forse il Brianzolo che pulsa ancora dentro l'influencer si rende conto di averla sparata grossa e prova a correggere il tiro. I casi di Ilaria Salis e Cecilia Sala sono molto differenti, ma li rende simili un importante fattore comune, ovvero entrambe, al di là che siano meno colpevoli per i reati di cui sono accusate, si trovano a subire nei paesi dei rispettivi arresti delle pene spropositate. Un caso da manuale di toppa peggiore del buco. Cecilia non è arrestata, è tenuta in ostaggio da una banda di predoni islamisti che la ostenta come merce di scambio. Non è accusata di alcun reato, a meno che l'influencer confuso creda alla legge islamica, ovvero l'arbitrio del predone, legge islamica perché sapete questa è la imputazione generica che è stata mossa, no, nei confronti appunto di Cecilia Salas, che vuol dire tutto e niente, ed è colpevole allo stesso tempo utile in quanto donna occidentale, utile appunto come sapete come merce di scambio per la liberazione dell'ingegnere iraniano che è stato arrestato a Malpensa, che è colpevole di aver contrabbandato questi segreti tecnologici, che per gli Stati Uniti è un terrorista a tutti gli effetti. Questa è la tragedia di Cecilia Sala, nessuno obbligava Roberto Salis ad entrarci, se lo fai devi obbligarti a una continenza minima, esatto, quindi a certe regole, anche a una etichetta politica di rispetto anche per la sofferenza che sta vivendo appunto Cecilia Sala. E magari è obbligato anche all'esercizio della memoria. Il governo italiano non si disinteressò affatto di sua figlia, anzi, di fronte alla scena urticante di Ilaria in catene, inoltrò proteste formali a Budapest e la Meloni chiamò direttamente Orban. Un'ottima notizia, la definì lui, ma era ancora Roberto Salis e non Robe Salis, professione influencer. Eh sì, perché questo è il ruolo che si è appunto ritagliato. Ma siccome dobbiamo correre, sono già le 8:34, dobbiamo iniziare a leggere anche i vostri messaggi, andiamo intanto sul Tempo di oggi. Vedete la prima pagina, eccola qui, con la pagella di Vittorio Feltri sui promossi e bocciati di questo anno politico che si è chiuso. Vedete, lui qui scrive: il bilancio dell'anno passato intristisce per ciò che non si è fatto. Questa riflessione condivisibile perché poi uno ripensando al passato ovviamente commenta dicendo: ah, potevo far di più, potevo far meglio, cosa non ho fatto. Ma si polemizza tanto sui fascismi, ma non si vedono i veri radicalismi. Ecco i nostri voti cercando di dimenticare i momenti bui del 2024. E questo tra pagina 2 e 3. E poi invece di Luigi Tivelli il 2025 di Giorgia tra concorrenza e liberalismo, ma pesa l'eredità del debito grillino. E poi la notizia della giornata, la stavamo ripetendo prima, no? Sulla Sardegna, vedete, shock campo largo,
Sardegna, Todde decaduta, spese elettorali irregolari e a sinistra scoppia il caos. Ieri la presidente della regione Sardegna Todde, a circa 11 mesi dall'insediamento, è stata dichiarata decaduta dal collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d'Appello di Cagliari. Sarebbero state rilevate, oltre che rilevanti, delle inadempienze sulle spese tenute durante la campagna elettorale dell'anno scorso. Il Consiglio regionale che ora deve stabilire una data per la decisione sulla decadenza. Segue a pagina 9. E su quello che stabilirà il Consiglio regionale, che è un organo politico con quella maggioranza lì del campo largo, cosa potrebbe stabilire? E su questo ovviamente fa una profezia che sicuramente dovrà realizzarsi, la fa questa profezia Tommaso Cerno nel suo editoriale caustico Chernobyl, appunto, con il gioco di parole, e su Cerno poi vedrete qui nella pagella di Feltri, scriverà lo stesso avuto Vittorio Feltri e dedicherà a Cerno un votone, e probabilmente questo 9 qui che vedete è anche poco, perché ve lo anticipo, tanto poi riprendiamo con calma tutto il pagellone. Vedete, merita un 9 perché non è solo un bravissimo giornalista televisivo, ma anche alla direzione del Tempo ha ottenuto dei risultati pazzeschi. Basti dire che è l'unico quotidiano in Italia che riesce ad aumentare le copie, ragguardevole. Forse qui Feltri si sbaglia col 9 perché veramente meriterebbe anche il 10. Ma allora nel suo editoriale qui Cerno appunto cosa scrive a proposito del doppio pesismo della sinistra, perché tanto sappiamo come andrà a finire, che poi il Consiglio regionale, che è organo politico, dovrà decidere, la assolverà, però se l'avesse fatto magari un consiglio di centrodestra, figurati, sanatoria, siete sempre quelli che devono condonare illeciti e legittimità. È decaduto il modello Sardegna, Todde e la morale filu e ferru. Il collegio di garanzia che verifica le carte di tutti gli eletti ha rilevato l'illegittimità, significa che sia Alessandra Todde, governatore sarda, che doveva rilanciare il campo largo e sbaragliare il governo Meloni con una manciata di voti pescati a Cagliari, fosse una cristiana qualunque, sarebbe a casa. E con lei tutto il Consiglio regionale della Sardegna. E con lui i sogni di gloria che già la rielezione di Marsilio in Abruzzo avevano spento. Infatti avevamo ricordato, no, che la vittoria fu di misura della Todde, subito dopo l'esultanza proprio sì, proprio conclusionata del centro-sinistra, e poi subito pensavano di replicare quel successo anche in Abruzzo e finì così, con la sconfitta appunto del campo largo, la vittoria, la rielezione di Marsilio. Eppure sappiamo che non finirà così, perché come sempre in politica c'è la scappatoia. Sulla fine della Todde deciderà il Consiglio regionale, cioè la maggioranza PD 5 Stelle che l'aveva scelta. E come il celebre Filuferru, le spoglie politiche della governatrice decaduta verranno tirate fuori dalle sabbie dove sono finite, perché il popolo è sovrano e perché quasi certamente, ci racconterà la sinistra, quella decisione va ribaltata. Non è giusta, è politica. L'unica cosa che speriamo tutti è di non sentire più parlare di condoni quando li fanno gli altri, di blitz quando vota il Parlamento, di autoritarismo quando decide il palazzo, perché questa è la solita doppia morale. Qui vedete invece la vignetta per il tempo di Osho, il comune che fa cassa col giubileo, musei e servizi che sono più cari, e Gualtieri che sorridendo appunto a Bergoglio dice: questo è un pensierino per lei da parte del comune, mentre offre il suo presente, il suo regalo, e Bergoglio che commenta: ammazza, te sei sprecato con tutti i soldi che ve sto a fa, esatto, con il giubileo. Ma allora, siccome lo stavamo anticipando, andiamo sulle pagelle, sul pagellone qui di Vittorio Feltri, e qui esordisce, presenta appunto queste sue pagelle scrivendo: i bilanci di fine anno mi tediano, non portano consapevolezza, ma solo l'amarezza di non aver realizzato tutto quello che era possibile per evitare certe catastrofi. I conflitti in atto dimostrano che non abbiamo capito un tubo della storia recente, anzi ci perdiamo in futili polemiche su fascismi inesistenti e non ci accorgiamo dei radicalismi veri che crescono in casa nostra e rischiano di portarci alla rovina. Detto questo, ho provato un certo godimento nel dare i voti a personaggi che si sono distinti, e non sempre per bravura, nell'anno che si è appena concluso. Ve li sottopongo sperando che qualcuno possa trarre, se non beneficio, almeno un attimo di distrazione. Allora vedete, si inizia con l'8 a Papa Francesco, gli do un bel voto per via delle sue posizioni sulle guerre che condivido totalmente, direi un 8 pieno. Certo, gli appelli alla pace, ma verrebbe a dire, ma quello che ripete sempre sull'immigrazione,
6 a Sergio Mattarella, qui Feltri si rischia veramente una qualche denuncia per aver così vilipeso il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato. No, scherzo. Al Presidente che ha appena parlato Urbi et Orbi si fa per dire do 6 perché è un galleggiante perfetto. Discorso però che è stato condiviso, no, da tutti gli schieramenti politici, insomma, colto trasversalmente, ecco. 8 a Bruno Vespa, e forse anche qui potrebbe assegnare di più, gli do 8 perché si distingue da moltissimi anni non solo in TV ma anche con i libri con cui sfonda sempre. Diciamo che gli assegno 8 per invidia. E qui sbaglia per difetto, è estremamente modesto. Lo stesso Vittorio Feltri si assegna 6, non mi sottraggo all'autocritica per la gioia dei miei detrattori, dunque mi do 6 e di fatto il voto che ho sempre preso per tutta la vita e che ho sempre incassato senza troppi patimenti e falsa modestia. Addirittura 10 alla premier Giorgia Meloni, è la prima donna premier ed è una lavoratrice che rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano. Si è fatta rispettare in tutto il mondo, ha concluso un bilancio abbastanza serio, merita un 10 indipendentemente dal fatto che certi vizi e brutture italiane permangono e sono difficili da estirpare. Ma forse qualcosina in meno, visto che molti elettori si aspettavano di più dal suo blocco navale e invece abbiamo visto Matteo Salvini quanto ha difeso i confini. Infatti assolutamente ingiusto secondo noi questo 5, potrebbe essere un voto invece altissimo proprio perché ha sostenuto con onore, con dignità e coraggio questa accusa, dicendo addirittura prima dell'assoluzione, quando tutti pensavano verrà condannato, dicendo sono orgoglioso di quello che ho compiuto e sarei pronto a ripetere tutto quello che ho compiuto per difendere l'Italia dall'immigrazione selvaggia e per evitare quindi che entrino nuovi clandestini, nuovi potenziali criminali. Gli darei 6, qui scrive Feltri, ma sono costretto a dargli 5, a parte il caso Open Arms su cui ha indubbiamente ragione, e però non è appunto roba da poco, qui commentiamo noi, un politico che rappresenta la vecchia Lega Lombarda non può pensare di prendere voti a Varese o a Melzo facendo il ponte di Messina, di cui non importa un cavolo a nessuno, e non può ragionevolmente credere che un signore di Palermo lo voti solo perché costruisce una infrastruttura che collega la Sicilia alla Calabria. Però qui bisogna obiettare a Feltri che un politico, più che pensare tanto ai voti, alla rielezione, un vero politico si distingue quando pensa, agisce e ragiona da statista, e Matteo Salvini lo ha dimostrato pensando a questo progetto che ormai da decenni, da secoli si pensa di realizzare. Vi ricordate quando avevamo fatto un'intervista anche al giornalista Radio Rai D'Ayala, che aveva raccontato che appunto il suo ascendente aveva addirittura questa voglia, parliamo dell'Ottocento, del pieno risorgimento, sognava di questo suo antenato di realizzare finalmente un ponte, no? sullo stretto di Messina. E questo si diceva già nell'Ottocento, in pieno risorgimento. Beh, quindi mi sembra che sia un'infrastruttura che probabilmente potrebbe entrare nella storia e che da tantissimo tempo, ma appunto da secoli a questo punto si potrebbe dire, si vuole realizzare. Addirittura 9 qui assegna Feltri a Beppe Grillo, ma è un voto che è una provocazione, perché lui qua scrive: al di là delle polemiche e della fine ingloriosa che gli attribuiscono, gli do comunque un voto alto, 9. Ha fondato un partito ed è riuscito ad affondarlo, un'operazione che non riesce a tutti. Beh sì, già solo per l'affondamento allora gli si potrebbe assegnare 10 per come ha fondato il movimento che lui aveva fondato. Giuseppe Conte 4, e qui forse gli si potrebbe dare anche di meno per i disastri che ha combinato. Gli darei 4. Tutte le iniziative che ha portato avanti quando era al governo sono state catastrofiche, dal super bonus che ha arricchito i ricchi al reddito di cittadinanza, che è stata una vera iattura. Anche la conduzione del Covid non mi sembra sia stata meravigliosa, evanescente, anzi scarso. E appunto, ma poi a proposito della conduzione del Covid, lì ci aspettiamo grossi risultati, grosse risultanze dalla commissione d'inchiesta. Elly Schlein addirittura senza voto, non ho ancora capito cosa stia facendo, quindi è senza voto, come se non ci fosse. Eh sì, cosa stia facendo? Come se fosse una sbandata, una passata di casa, una scappata di casa che è passata per caso lì, è andata alla guida del PD, si è ritrovata appunto a dirigere il principale partito di opposizione. Roberto Gualtieri addirittura 5, forse generoso, molto generoso qui Feltri. Non sono in grado di giudicare compiutamente il vostro sindaco perché per fortuna non vivo a Roma, ma mi sembra che la capitale continui a soffrire vecchi vizi e mali atavici, sporcizia, caos sulle strade, incapacità di smaltire rifiuti, inefficienza. Mi fermo a un rispettoso 5. Questa
la prima parte dei dei suoi, scusatemi, giudizi, delle sue pagelle, si chiude poi con i ministri della cultura che si sono succeduti, quindi Gennaro San Giuliano 7, mio amico da 30 anni, l'ho anche assunto come vice direttore al Libero, lo stimo molto, ma ha avuto una caduta plateale. Quando non si è esperti di donne si può scivolare facilmente, Gennaro è scivolato sulla medesima in modo infantile. Gli do comunque una sufficienza alta, un 7, perché è persona seria, ha fatto bene come ministro e come giornalista. Non riesco a punirlo per un incidente di percorso. Sarebbe come condannare un ciclista esperto alla prima rovinosa carambola. 8 ad Alessandro Giuli. Gli do un bel voto 8 perché nonostante le perplessità iniziali si è dimostrato preparato e capace. Ma allora mi fermo un attimo perché vedo che sono arrivati i vostri messaggi. Allora, per esempio, c'è chi ci ha scritto povera Europa che è schiava degli anglosassoni e diretta dagli euro, e poi puntini puntini, non possiamo dire la parolaccia. E vado poi anche sulla pagina Facebook, la apro magari da qui, vedete, ecco, qui siamo sul profilo di Matteo Salvini, c'è ancora il post in alto su questo blitz islamista che stavamo dicendo di Piazza Duomo. Vedete, mi confronterei volentieri con questi ragazzi per capire cosa pensano e cosa vogliono, identificati giovani stranieri che hanno insultato l'Italia in Piazza del Duomo a Capodanno, urlavano "Vaffa Italia" e "Polizia di me", e ora rischiano un'accusa per vilipendio della Repubblica e delle forze armate. E poi sempre sulla pagina del capitano Matteo Salvini vedete lo sfogo di Vana, immigrata albanese da tanti anni, qui in Italia, che ha voluto dissociarsi dagli odiatori di Piazza Duomo, con parole di notevole buonsenso. E qui vedete l'articolo anche del giornale, lo sfogo di Vana, immigrata albanese contro i bulli del Capodanno, ma chi cavolo vi trattiene qui? Liberateci dalla vostra presenza. Gli danno sui nervi gli stranieri che odiano il paese che hanno scelto per vivere. Chi paga il conto sono gli immigrati che rispettano le leggi. E infatti queste sono le due facce della stessa medaglia dell'immigrazione, ma un conto, l'abbiamo sempre ribadito, l'immigrazione regolare, sana, portatrice di un surplus anche di valore per chi ovviamente la riceve, invece un conto è l'immigrazione illegale. E qui invece siamo sulla pagina Facebook della Lega, vedete qui c'è la diretta anche che aveva tenuto ieri Matteo Salvini, che abbiamo commentato, e ve lo riaggiorno perché così apriamo anche invece lo spazio dei vostri commenti, no? Qui vedo che ci sono i vostri messaggi, allora li apro da qui. Per esempio ci saluta Enzo, buongiorno, Maria Teresa, buongiorno, sempre Maria Teresa che scrive: ma la Sala non è andata a picchiare nessuno come fece invece la delinquente Salis, i casi sono differenti, molto differenti. E sì, quello che appunto stavamo ricordando leggendo l'articolo del nostro direttore Giovanni Sallusti. Ma Piantedosi una spruzzatina di acqua non la poteva mandare la notte di Capodanno a Piazza Duomo per quei delinquenti, e una spruzzatina d'acqua si meritavano anche quei vandali teppisti che hanno addirittura attaccato ad Abbiategrasso dei vigili del fuoco, e anche su questo poi ci torneremo. Ma apro anche la nostra pagina di Radio Libertà, vedete qui sempre su Facebook, con i vostri commenti. C'è il saluto per esempio di Valentino che ci saluta appunto per la rassegna stampa, ma noi adesso riprendiamo invece il tempo con questa pagella appunto di Vittorio Feltri, promossi e bocciati. Donald Trump, pensate, 8, l'abbiamo già conosciuto in passato, mi sembra una persona molto decisa e capace, speriamo che si confermi tale. Partiamo da 8 e daremo un voto più alto se non deluderà le aspettative, ma ne dubito assai. E però abbiamo visto, no, l'abbiamo sempre detto, che poi sono stati conseguiti dei risultati innegabili durante la sua presidenza, come gli accordi di Abramo, come la de-escalation con la Nord Corea, e quindi speriamo che possa funzionare il suo piano di pace anche per l'Ucraina. 10 a Elon Musk, gli do 10 senza indugi, non puoi essere un cretino se diventi l'uomo più ricco del mondo, aggiungo che non ho mai conosciuto un ricco cretino. E poi vedete, i bilanci di fine anno sono inutili e dannosi, però visto che divertono ho deciso di farli lo stesso. Le somme dell'anno passato intristiscono per ciò che non si è fatto, quello che stavamo leggendo la prima pagina. Mentre polemizziamo sui fascismi non vediamo i veri radicalismi, spero che questi voti ci facciano dimenticare i momenti bui del 2024. Voti bassi ovviamente per Sala, 3, è stato bravissimo perché a Milano ha reso facile gli scippi e impossibile fumare per strada.
pensate voi i controsensi, no? Siamo molto vicino al proibizionismo stile vecchia America, una cosa ridicola, una buffonata da non credersi. Consiglierei di andare in miniera, non di fare il politico, gli do 3 e sono magnanimo. E poi 10 per Giampiero Gasperini, e qui si capisce il mio amore per l'Atalanta, scrive Feltri, 10 con lode perché non ha fatto altro che migliorare l'Atalanta arrivando a portarla prima in classifica. Per una città come Bergamo, che è uno sputo sulla terra, è un risultato eccezionale. 10 per Yannick Sinner, gli do 10 anche se odio il tennis, è un personaggio spettacolare, di una bravura rara, educato e gentile come ne vedo pochi a questo mondo. Sinner, che sapete era stato accusato a sinistra perché aveva spostato la residenza fiscale a Monte Carlo. 10 ad Alessandro Sallusti, a Sallusti do 10 perché riesce a realizzare anche quello che non sa fare, non è da tutti. E qui non capiamo però perché questa accusa, cioè questa ironia di Feltri è un 10 che è meritato perché sa fare, sa realizzare quello che appunto deve fare Alessandro Sallusti. 5 addirittura a Zelensky, secondo me non supera il 5 perché non si capisce cosa pensi di poter realizzare contro la Russia. Quando sei palesemente debole devi trovare una via di uscita che non sia la forza, perché è evidente che non ce l'hai. E Zelensky che si è mostrato, si è dovuto mostrare, lo sapete, trionfalista in tanti passaggi di questa guerra, quando comunque obiettivamente l'Ucraina non è che la stia perdendo, ma che è in difficoltà, ma come anche in difficoltà lo stesso Putin, perché i milioni, le centinaia di migliaia di vittime che sono state comunque contate anche tra le file delle sue armate, del suo esercito, e in totale sapete ormai si è arrivato alla cifra mostruosa di quasi 1 milione di vittime, no, complessivamente nel conflitto. C'è 2 per Ilaria Salis, secondo me merita un 2 perché ha rotto le scatole a mezzo mondo, è diventata addirittura parlamentare europea e non sa nemmeno lei il perché. 3 per Cecilia Sala, mi spiace per lei che patisce una prigione iraniana, ma le darei un bel 3 perché quando si va in quei paesi bisogna sapere che come entrare nella gabbia dei leoni. Invece lei presuntuosamente è andata lì pensando di cambiare i destini dell'Iran. Solo 6 per Giovanni Toti, gli do 6 perché nella vicenda giudiziaria che l'ha travolto non è riuscito a difendersi da accuse inconsistenti, ma forse l'abbiamo anche detto, è rimasto anche un po' da solo, si è ritrovato abbandonato. 4 ad Amadeus, merita un bel 4 perché è uscito dalla Rai ed è scomparso, anzi ce lo cerchiamo tutti ma non lo troviamo. E 4 verrebbe da dire anche poi sulla base della conduzione e la guida artistica di Sanremo, visto tutto lo spazio che ha concesso in questi anni ai vari Fedez, Rosa Chemical, eccetera. 10 Francesca Fagnani, devo darle 10 perché è in grado di trasformare delle interviste che di solito sono banali in spettacolo. Ma allora abbiamo letto qui il voto per Alessandro Sallusti, andiamo al vedere il suo editoriale qui sul giornale di oggi, vedete, così completiamo questa parte, andiamo avanti, perché la Russia non ha vinto. Lo stavamo dicendo prima, delle difficoltà di entrambe le parti, sia dell'Ucraina che della Russia, ma comunque anche della stessa Russia che in questa guerra di attrito ha perso tante vittime e ha contato tante vittime, appunto tanti uomini all'interno del suo esercito. A leggere i resoconti e i commenti degli ultimi giorni sulla guerra ucraina si dà praticamente per certo che la guerra stia per finire in quanto vinta dai russi e persa dagli ucraini. E per provarlo si citano i chilometri quadrati di territorio conteso che nel corso del 2024 sono passati sotto il controllo dell'armata di Putin. In effetti la cifra fa una certa impressione, 4.000 chilometri quadrati. Qualsiasi lettore non esperto di numeri né di geografia certamente giunge alla conclusione che è fatta, che la Russia ha vinto. Nessuno infatti si ferma a ragionare sul fatto che l'Ucraina ha un'estensione di oltre 600.000 chilometri quadrati, che quindi quei 4.000 rappresentano soltanto lo 0,6% del suo territorio. Sommati a quelli persi durante il primo assalto, portano dunque i russi a controllare appena, rispetto alla gran cassa della propaganda pro Putin, il 18% dell'intera Ucraina. Ma non solo. Nel 2024 Putin ha perso, tra morti e feriti, circa 400.000 uomini, una media quindi di 100 per ogni chilometro quadrato temporaneamente conquistato. A questo ritmo, per conquistare l'intera Ucraina, cioè il restante 82% del paese, oggi ancora sotto il controllo di Kiev, la Russia, calcolatrice alla mano, dovrebbe essere disposta a sacrificare 54 milioni di soldati, un numero che certamente non è nelle sue disponibilità. La guerra non la si combatte con le statistiche, certo, ma i numeri servono a dare una dimensione reale di quello che è successo e che potrebbe succedere in assenza di colpi di scena militari o politici. Certamente tirarla in lungo non conviene agli ucraini,
Ma ciò che nessuno dice, se non i numeri, è che non conviene per nulla neppure a Putin, nonostante la sicurezza e l'arroganza che mostra in pubblico. Ed è per questo che per la prima volta dall'inizio del conflitto si comincia a parlare di possibili trattative, se non di pace, almeno di tregua. Tenere alto il prezzo che la Russia deve pagare per continuare la guerra è l'unico modo per provare a fermarla, e questo è il compito, direi la responsabilità, di fronte alla storia che oggi l'Occidente libero deve assolvere, costi quel che costi. E quindi è una riflessione anche questa sui costi che deve pagare la Russia, che deve pagare Putin per la sua ostinazione in questa guerra. Niente stretta di mano, questa è una notizia che ovviamente immagino molti di voi avete forse già visto, Biloslavo se ne occupa, e cioè Agliolani ha snobbato il ministro donna, alla tedesca Baerbock. Questo sarebbe il nuovo che avanza in Siria dopo la dittatura di Assad, verrebbe appunto da commentare dalla padella alla brace. Quello che vi stavo anticipando prima poi di Olaf Scholz, dopo i dubbi dei mesi scorsi, rivedere le regole UE sulle auto green, anche la Germania che si allinea all'Italia. Luigi Bonora qui che scrive su questo, sempre più paesi UE si uniscono all'Italia nel chiedere l'immediata revisione delle norme contenute nel Green Deal, che stanno portando al collasso il sistema automobilistico europeo e tedesco. Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una lettera alla presidente Ursula von der Leyen che sollecita chiarezza. E poi i dati Istat, cresce il potere d'acquisto delle famiglie, il governo che incassa un nuovo risultato. E di questo appunto scrive Gianmaria De Francesco, i dati Istat sui conti relativi al terzo trimestre del 2024 che offrono una fotografia di un'Italia che riesce a conseguire sia il consolidamento dei conti pubblici che un miglioramento della condizione economica delle famiglie. Le statistiche certificano un aumento del potere d'acquisto e dei consumi. E questo alla faccia dei tanti detrattori che quando si insediò al governo Meloni dissero, questi detrattori, sì, adesso rischiamo una nuova crisi dello spread, chissà che disastro finanziario. E invece quello che rischia, avete visto, la Francia che sta rischiando con questa sua crisi del debito. Il caos Sardegna, quello che dicevamo qui sempre dalla prima pagina del giornale, altro flop, Grillino, decaduta la Todde, nel mirino le spese della campagna elettorale della governatrice, lei continua a lavorare. E a proposito del giornale vi dicevo dobbiamo andare a pagina 8 per l'effetto del codice sul Capodanno e anche per le gang straniere, e a pagina 9 invece su questa riflessione che ha compiuto Massimiliano Romeo, il presidente dei senatori leghisti, e giustamente ha detto: volevate regalare la cittadinanza, lo ius scholae, lo ius soli, insomma stavate pensando a questo per i minori stranieri qui in Italia, e avete visto che problemi di integrazione questi che si sono radunati per insultare l'Italia e le forze dell'ordine. Allora andiamo a pagina 8 e 9 del giornale, vedete effetto codice sul Capodanno, diminuiscono feriti e incidenti, impiegate oltre 27 pattuglie di carabinieri e polstrada, 21% in meno di sinistri, ritirate 365 patenti, di cui 135 per guida in stato di ebbrezza. E qui anche poi la polemica proprio tra Italia Viva, Renzi e Matteo Salvini, quello che stavamo accennando. Ci ritorniamo, vedete, sul nodo sicurezza 25%, due dati più significativi tra quelli raccolti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture, dati che emergono dal confronto con i numeri raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Nei primi 15 giorni, infatti, dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada sono diminuiti del 25% i morti sulla strada, diminuiti del 21% anche gli incidenti stradali registrati nei 3 giorni che vanno dal 30 dicembre al 1 gennaio. 27.020 le pattuglie che sono state impiegate, tra quelle della polizia stradale e quelle dell'Arma dei Carabinieri, quindi proprio per garantire un Capodanno in piena sicurezza, con controlli capillari su tutto il territorio nazionale. Appunto questo è il dispiegamento che è stato tenuto da polizia stradale e Arma dei Carabinieri. Ma Renzi ha contestato che dai dati forniti mancano gli incidenti registrati dalla polizia municipale. Matteo Salvini ha replicato: vergognoso accusare di falsità i dati forniti dal Viminale, il confronto è stato realizzato con i dati forniti dalle stesse fonti nel 2023. E poi 12.040 invece
le violazioni che sono state, le infrazioni al codice della strada che sono state registrate. Nel corso dei controlli di prevenzione e vigilanza sono state contestate ben 12.040 violazioni al codice della strada, la maggior parte per violazione dei limiti di velocità, e sono state ritirate 357 patenti di guida. Nel dettaglio, tra il 30 dicembre e il 1 gennaio sono stati sottoposti a etilometro 6.287 conducenti e sono state ritirate 135 patenti per guida in stato di ebbrezza, mentre 8 sanzioni sono state elevate per automobilisti che guidavano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E allora Lorenzo, me l'hai risegnalato, piccola pausa e noi ci ritroviamo fra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea. Grazie Lorenzo. Allora stavamo vedendo i dati di questa applicazione ingresso in vigore, entrata in vigore del nuovo codice della strada, voluto tanto da Matteo Salvini, e appunto sono state ritirate, dicevamo questo dato, 356 patenti. E poi vabbè, anche la polemica che dicevamo con Renzi. Ma sempre qui a pagina 8 bisogna anche registrare i dati sulla criminalità straniera. E ora vedete il dossier: dilagano le gang arabe, ma a pagare nei tribunali sono i minorenni italiani. Su 14.000 condannati, 4.000 stranieri che però commettono il 65% dei reati. Sono 13.735 minori e giovani al di sotto dei 25 anni in carico agli uffici dei servizi sociali, circa 4.000 di loro sono i ragazzi stranieri colpevoli di reati minori come furto e rapine, e 30% la percentuale di minori stranieri colpevoli appunto di qualche reato. Una percentuale però bassa, perché nonostante le numerose baby gang, scusatemi, è più difficile intentare processi per i minori stranieri. E infatti è quello che qui rivela un poliziotto che si avvale però ecco dell'anonimato, e qui appunto è riportato, e spiega questo: i procedimenti penali a carico dei giovani stranieri comporterebbero un foglio di via o un ingresso in CPR, e quindi, prosegue la nostra fonte, questo poliziotto, spesso ci troviamo costretti a cercare di sedare le risse e basta. Per gli italiani invece l'iter è molto più semplice e meno dispendioso. Ecco, anche qui verrebbe da dire due pesi e due misure, con stranieri che di fatto sono privilegiati. Con i ragazzini stranieri è più difficile, qui torniamo indietro, vedete, racconta al giornale un poliziotto che preferisce rimanere anonimo, perché spesso non hanno i documenti o hanno il solo permesso di soggiorno. E poi la riflessione che vi stavo dicendo appunto di Massimiliano Romeo, a proposito di questo blitz islamista in Duomo, identificati i responsabili, 2 pronti all'espulsione, magrebini riconosciuti grazie ai video su TikTok, un paio condotti nel centro rimpatri di via Corelli, e poi l'intervento appunto di Matteo Salvini e il segretario della Lega Lombarda, nonché presidente appunto dei senatori leghisti, Romeo, no alla cittadinanza svenduta con formulette semplicistiche. E infatti qui vedete sulla vicenda era anche tornato il segretario della Lega Lombarda puntando il dito contro il percorso della cittadinanza, a suo parere svenduta per ragazzi come questi con formulette semplicistiche come lo ius soli. Poi molti di questi venivano dall'Interland milanese, di questi giovani che si sono radunati lì per insultare l'Italia e le forze dell'ordine. Ma continuando dunque la nostra panoramica, andiamo adesso sulla Verità. Prima pagina di oggi, vedete, ecco qua, dietro il dramma di Cecilia Sala c'è un esercito di saltimbanchi, questa è la riflessione di Maurizio Belpietro, Conte, Renzi e Schlein che invocano l'impegno del governo mentre loro sono in vacanza o all'estero, e la sinistra che fino a ieri accusava l'esecutivo di scarso atlantismo invita a snobbare gli USA e tifa pure contro i giudici. Svolta dei genitori della giornalista che chiedono di colpo il silenzio stampa sul caso. Claudio Antonelli, quello che stavamo leggendo prima, anche al nostro nuovo amico tra virgolette, Alviolani, l'amico siriano, questo qui che schifa le donne, perché appunto non ha salutato il ministro tedesco Baerbock, la ministra tedesca. E poi la riflessione di Alessandro Rico appunto su questi immigrati scatenati, sangue, insulti, violenza, per il PD la ricetta è il DDL Zan. Strana logica quella di Alice Line, sulla stampa attacca la propaganda del governo sul centro per i rimpatri in Albania, utile a nascondere il fatto che non riescono a dare risposte sul terreno economico e sociale.
Il mantra securitario servirebbe a non parlare del 20° calo consecutivo della produzione industriale e dello smantellamento dei servizi pubblici fondamentali, sanità, scuola, trasporti. La segretaria del PD ha un'agenda diversa, da socialista antepone all'ordine pubblico lavoro, salari e welfare, ma va. E verrebbe da dire sì, anche qui diminuzione della produzione industriale, ma last line bisognerebbe ricordare che chi sta producendo di meno è anche la Stellantis degli editori per la propria area di riferimento, editori appunto del gruppo Gedi. Andiamo qui, sempre rimanendo appunto sulla la verità, andiamo però a pagina 3 per finire di leggere quello che stavamo leggendo appunto dalla prima pagina sulla riflessione di Maurizio Belpietro. Allora vi ci porto, andiamo da qui, ecco qui, pagina 3, vedete davanti al dramma di Cecilia Sala l'opposizione che fa i numeri da circo, contorsione in corso, la sinistra dopo aver accusato il governo di ogni nefandezza, ora implora la Meloni di scavalcare le toghe e Washington, una mobilitazione a parole che per altri connazionali invece non si era visto. E infatti il post scriptum poi in conclusione, detto ciò e messe da parte le piroette dei compagni di casa nostra, anch'io come Mario Giordano penso che in certi casi serva un po' di pragmatismo politico. Quando Craxi liberò Abu Abbas, il terrorista dell'Achille Lauro, sfiorò una crisi con l'America, ma la decisione fu utile al paese. Liberare il tecnico iraniano forse non ha la stessa valenza, ma è utile per evitare la detenzione di una donna che non ha nessuna responsabilità nel caso in questione, se non di essersi trovata nel posto sbagliato nel momento sbagliato. E quindi qui Maurizio Belpietro che assume le difese di Cecilia Sala, a differenza di altri giornalisti che avevano detto sì, è sacrosanta la libertà dell'informazione, però andare in Iran a queste condizioni, con quello che sta accadendo, con un regime che diventa sempre più totalitario e repressivo, beh, allora è come andare in una gabbia di leoni. E appunto c'erano state visioni discordanti su questo. Vi riapro un attimo però la prima pagina della Verità di oggi, perché vedete poi c'è anche la riflessione di Francesco Borgonovo, scusatemi, maxi scandalo in Gran Bretagna, gang pakistane dedite agli stupri, omertà laburista, le chiamano grooming gangs, bande di adescatori e l'eufemismo utilizzato la dice lunga sul colpevole imbarazzo che la vicenda suscita. Sarebbe più corretto parlare di gruppi di stupratori. E questo appunto segue a pagina 6, vedete. Pakistani che stuprano bimbe, ma i laburisti che stanno zitti per salvare l'integrazione. Come al solito, no, il problema non è di chi commette questi gravissimi reati, che spesso sono stranieri, a volte stranieri illegali, il problema è di chi, o meglio, la colpa, la responsabilità è di chi solleva la questione, di chi denuncia questi fatti e che quindi viene tacciato di essere razzista. In UK monta lo scandalo delle band di adescatori stranieri colpevoli di migliaia di abusi su minori, casi insabbiati dalla sinistra per proteggere le porte aperte. La questione sicurezza. Su questo appunto scrive Francesco Borgonovo che riporta come appunto a dettar l'agenda in realtà è stato Elon Musk che è venuto a conoscenza del caso di Oldham e su X, ex Twitter, ha attaccato duramente sia il ministro Phillips, sostenendo che dovrebbe finire in prigione, e sia il leader laburista Keir Starmer, che avrebbe evitato di perseguire seriamente le gang quando negli anni 10 guidava il Crown Prosecution Service. A Musk ha replicato il ministro della salute britannico Wes Streeting, accusandolo di fare disinformazione. In realtà, come ha mostrato il Daily Telegraph, Starmer nel 2012 dichiarò pubblicamente che le autorità britanniche avrebbero dovuto fare di più contro gli stupratori, ammettendo di fatto il fallimento della giustizia. E qui l'infografica sull'escalation di abusi nel Regno Unito. Il numero di reati di stupro registrati dalla polizia in Inghilterra e Galles dal 2002 al 2023 e dal 2023 al 2024. E vedete appunto che cosa sta succedendo qui nell'asse delle ordinate il numero, nell'asse invece delle ascisse appunto la scansione temporale, gli anni, 2023, ma addirittura nel 2021-22 la cifra qui mostruosa di 69.984
o quasi 70.000 reati di stupro che sono stati registrati dalla polizia in Inghilterra e Galles quell'anno. La von der Leyen, piegata dalla polmonite, la guida della Commissione europea ferma per almeno 2 settimane, niente viaggi a Lisbona e a Danzica, il portavoce annullati tutti gli impegni e lavora da Hannover. Vi ricordate quando la Meloni era stata male per la labirintite, che tanti a sinistra avevano detto non è capace, non è idonea, non sta assolvendo il suo dovere, e adesso invece la von der Leyen che ha annullato tutti questi impegni. E andando avanti invece nella nostra panoramica andiamo anche sul resto del Carlino, perché riprendiamo anche la questione di Cecilia Sala, se ne occupa appunto Bruno Vespa. Vedete, intanto prima pagina di oggi con caos in Sardegna, Todde in bilico, poi picchiatori ultra, qui ve lo zoom, scatta il daspo per i violenti delle scuole Besta, e poi il ricordo anche di appunto Pino Daniele. Vedete, brani inediti a 10 anni dalla morte e Napulè è ancora Pino. Quello che vi stavo leggendo invece, ecco qua, è l'editoriale di Bruno Vespa, iraniano detenuto, ipotesi espulsione per riavere Cecilia, tutte le ipotesi per riuscire ad ottenere la liberazione di Cecilia Sala, l'Italia e il ruolo degli Stati Uniti. Vedete, andiamo qui a pagina 3, e allora l'iraniano in cella a Milano, l'ipotesi dell'espulsione, ma adesso il tempo stringe. E l'ingegnere potrebbe essere allontanato dall'Italia, la cronista da Teheran, la soluzione dello scambio va approntata prima dell'insediamento di Trump. Perché prima dell'insediamento di Trump? Perché sicuramente la politica di Trump sarebbe molto più muscolare nei confronti dell'Iran, e quindi questa liberazione dell'ingegnere iraniano, trattenuto adesso in Italia e che è stato appunto arrestato, potrebbe non essere ben vista, anzi sarebbe molto mal vista. Paola Medei, ambasciatrice a Teheran, è stata ricevuta al Ministero degli Esteri iraniano, e quindi Cecilia Sala non è una spericolata dilettante come quelle che in passato sono andate a cacciarsi in guai da cui l'hanno salvata a caro prezzo, contante, i nostri governi. Cecilia è una brava professionista e nonostante la giovane età ha una grande esperienza di situazioni più difficili, di un reportage in Iran per il quale aveva chiesto tutte le autorizzazioni necessarie. A quanto ne sappiamo si è mossa in modo trasparente, comunicando perfino preventivamente alcune interviste che ha realizzato. L'accusa di aver violato le leggi islamiche è così generica da mascherare la ragione vera del suo arresto, un ostaggio da scambiare con l'ingegnere iraniano Mohammed Abedini, arrestato a Milano su richiesta del governo degli Stati Uniti, che lo accusa di aver realizzato droni che hanno ucciso tra l'altro 3 militari americani. L'Italia si trova dunque tra l'incudine di una richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti e il martello di una richiesta di rilascio di Abedini avanzata dall'Iran come contropartita nascosta ma trasparente per il rilascio di Cecilia Sala. Come era scontato, l'Iran gioca duro. Dice che il suo ingegnere è innocente e la nostra giornalista è colpevole. Falso, ma inevitabile. Come uscirne? L'Italia ha avuto sempre buoni rapporti con l'Iran. Nel 1953, quando la nazione si chiamava ancora Persia, dopo la nazionalizzazione del petrolio per i contrasti con il primo ministro Mossadegh, lo Shah dovette fuggire e si rifugiò a Roma con la moglie Soraya, diventando un protagonista della dolce vita prima di essere riportata sul trono dagli americani. Ma anche dopo l'arrivo al potere di Khomeini nel 79 i nostri rapporti sono rimasti buoni con l'Iran, al punto che si attribuisce proprio a questo la nostra esclusione dal gruppo anglo-americano-francese per il controllo del riarmo nucleare dell'Iran. Gli iraniani attribuiscono a queste favorevoli relazioni il rilascio di Alessia Piperno, avvenuto il 10 novembre del 22, 20 giorni dopo l'insediamento del governo Meloni. La Piperno era stata per 45 giorni rinchiusa nel carcere di Evin, quell'angolo di inferno, così l'ha definito, dove è ospitata Cecilia Sala, in condizioni incomparabilmente peggiori di quelle di cui gode Abedini nel carcere milanese di Opera. Gli americani non vogliono che l'ingegnere vada agli arresti domiciliari perché ci siamo fatti scappare troppa gente, che erano gli arresti domiciliari e poi sono evasi da lì, anche se in questo caso un cordone di polizia intorno all'appartamento consolare in cui verrebbe ospitato il detenuto renderebbe avventurosa una fuga. Esistono appelli giuridici per liberare Abedini. Al contrario degli americani, l'Unione Europea non considera terroristi i pasdaran iraniani. In ogni caso il ministro della giustizia, unico caso in cui può sovrapporsi alla magistratura, può revocare l'ordine d'arresto a fini estradittivi. Una formula efficace ma più neutra consisterebbe nell'espulsione dell'ingegnere iraniano contestuale a quella della Sala. Un dito negli occhi degli Stati Uniti?
Gli americani sono sempre stati molto attenti a riportare a casa i loro uomini, coinvolti in situazioni delicate. Valga per tutti la strage del Cermis del 1998, quella che per molti sembrò una grave ingiustizia. Violando ogni regola, un aereo militare americano tranciò i cavi di una funivia uccidendo 20 persone. Nonostante i magistrati trentini avessero impedito un occultamento delle prove già in atto, i piloti rientrarono negli Stati Uniti dove furono assolti. Meglio chiudere dunque la pratica con l'amministrazione Biden, il presidente uscente sarà in Italia il 9 gennaio, perché il primo gesto di Trump difficilmente sarebbe distensivo nei confronti del regime iraniano. Ecco perché qui Vespa appunto sollecita a fare fretta, ad affrettarsi. Ma chiudo appunto questa parte di rassegna stampa perché fra poco iniziamo anche il nostro collegamento con Matteo De Sio. Oltretutto vedo che qui sono arrivati altri messaggi da voi ascoltatori, per esempio Mario che ci scrive buongiorno, ma lasciatelo perdere Renzi, non perde occasione per non stare zitto, sul caso Sala con la russa, adesso con Salvini. È finito il suo momento, sì, perché sempre a polemizzare. I detrattori del governo sono i rosicanti sinistri, ci scrive questo nostro radioascoltatore che non si è firmato. Poi Ambrogio, basta chiamare capitano che al massimo è una recluta, e addirittura Ambrogio. Quando si capirà che Salvini ha superato il suo tempo sarà sempre troppo tardi. Il 5 di Feltri è molto generoso. E Ambrogio, qui tu invece sei ingeneroso, però, e viene da dire, poco obiettivo, un po' partigiano e fazioso, anche perché l'abbiamo visto, la Lega sta ricrescendo nei sondaggi, Matteo Salvini, soprattutto con questa assoluzione al processo, ha dimostrato ancora una volta, se poi ce ne fosse stato ancora bisogno, di aver ragione sull'immigrazione e non solo. Poi ci scrive Gian, buon anno a lei, Scimia, ci si chiede cosa vogliono questi? Anni fa, l'ultimo dell'anno, in Piazza Loggia a Brescia, alle ore 24, hanno menato, picchiato tutti e gridavano qui noi siamo i padroni. Riferito qui Gianni che ci scrive a proposito di questo blitz islamista, di questi giovani nordafricani che si credono ormai di aver conquistato l'Europa. E forse ci stanno riuscendo con la sostituzione demografica, forse ci sono riusciti dopo che avevano fallito a Poitiers, a Lepanto, a Vienna. Marco che ci scrive, ma per favore è l'Italia che si dimostra una dittatura arrestando uno straniero senza accuse, per non parlare di chi scrive senza conoscere una mazza. L'Iran è più libero dell'Europa. E no Marco, questo non si può sentire, non lo condividiamo. Tu qui poi ci citi anche Maurizio Blondet, che prima sì era corrispondente anche per Avvenire. Infatti mai succede che uno vince le elezioni e viene bannato, Romania, oppure come in Georgia dove se non vincono i buoni europeisti corrotti si scatenano i movimentatori di piazza. E beh, però qui ti sbagli Marco su quello che scrive a proposito no, dell'Iran che sarebbe più libero di noi, hai ragione però quando dici che quello che è avvenuto in Romania, quello desta un po' di perplessità, e non poche, e su quello vi ricordate era intervenuto anche Matteo Salvini, insomma si era detto è un po' grave che qui si reputino degli elettori, degli scemotti che con dei video social su TikTok possano essere così facilmente manovrabili, e quindi si pensa che l'opinione pubblica si possa manipolare così. Uno va a votare perché ha un'idea, ha un programma, ha una sua visione politica, magari anche dei suoi interessi economici, quella che si potrebbe chiamare per i marxisti la struttura da difendere, no? E per quegli interessi va a votare e quindi esprime un'idea. E lì è stato abbastanza assurdo no, che si sia voluto annullare un'elezione sulla base di questi sospetti. Perché? Perché il candidato riuscito vincitore sarebbe stato aiutato da una mossa della propaganda russa sui social. Ma chiudiamo questa parte di rassegna stampa così raggiungo Matteo e vedete qui andiamo sulla stampa di oggi, poi finiamo di leggere anche i vostri messaggi, magari nelle domande anche a Matteo dopo li riprendiamo, ecco, questi vostri commenti, questi vostri interventi, perché vedete la prima pagina della stampa di oggi sui dati Istat non è comunque sui conti, sugli indicatori economici, sull'occupazione record, ma sul fatto che ci sia questo aumento della pressione fiscale oltre il 40%, nonostante la conferma no, del taglio del cuneo fiscale. Ma questo succede per quel fenomeno del fiscal drag. Gas più costoso per i clienti vulnerabili. L'Italia che preme sulla UE, adesso serve un nuovo tetto al prezzo, titolone, infatti crescono tasse e bollette, i dati dell'Istat, pressione fiscale oltre il 40%, il governo è l'effetto dell'occupazione record, proprio perché
è aumentato il reddito, è aumentato questo reddito dichiarato su cui poi avviene prelievo tributario, ecco perché il dato anche della pressione fiscale che risulta più alto. E anche poi questo dicevamo fiscal drag che avviene quando aumentano anche i salari, ma sono aumentati anche i prezzi e quindi di fatto questo aumento dei salari, se sono aumentati dei prezzi, se l'aumento dei salari è stato di poco superiore all'aumento generale dei prezzi, ecco che ovvio quel potere d'acquisto non è aumentato tanto e c'è un problema di fiscal drag. E poi l'intervista, vedete, a Cottarelli, e su questo volevo andare con voi, prima di aprire quest'ultima parte, ma il vero nemico è il debito. Il taglio delle imposte non è altro che la conferma delle misure precedenti. Lo so, però qui bisogna obiettare a Cottarelli, questo governo ha realizzato la riduzione delle imposte con la riduzione, il taglio del cuneo fiscale ed è riuscito a mantenerlo. E infatti poi Cottarelli non può non riconoscere i meriti di questo governo su tutti gli altri indicatori macroeconomici. Perché prima qui viene detto dal governo soltanto promesse, il taglio delle imposte non c'è stato, no, perché comunque questa riduzione c'è stata, però poi deve anche riconoscere, come dicevamo, che i dati sono comunque positivi di queste misure qua. Allora, la pressione fiscale aumenta, il governo dice che sta tagliando le tasse, cosa succede? Sebbene si tratti di un dato di un solo trimestre, è un aumento coerente con quello che era stato pubblicato con i documenti correlati alla legge di bilancio. Sia per il 2024 sia per il 2025 si era previsto un incremento oltre il 42% della pressione fiscale. E poi, a proposito del PIL, c'è stato un aumento inaspettato nel 2024 per circa mezzo punto percentuale del PIL, vale a dire circa una decina di miliardi di euro. Le entrate sono andate meglio del previsto, secondo il governo, perché è aumentata l'occupazione e quindi lui stesso che lo deve riconoscere. E i conti pubblici è lui stesso qua che afferma, sentite, Cottarelli, qui vedete a pagina 3 della Stampa di oggi, bisogna dare atto al governo che c'è stato un risparmio sul disavanzo, si è risparmiato insomma dal 4% del PIL siamo intorno al 3,8%, il disavanzo rispetto al PIL ed è la prima volta che accade da diversi anni. Quello che si può affermare è che il comportamento è stato prudente e cauto. Detto questo, tuttavia, c'è di più. Il piano di rientro del deficit è in linea con le regole europee che non sono particolarmente rigide. E il vantaggio è che se un paese è a posto con il deficit, con il PRR, con gli squilibri macroeconomici, potrebbe essere idoneo ad avere un supporto da parte della Banca Centrale Europea, BCE, in caso di pressioni non tanto dovute a questioni di politica interna quanto a quelle esogene. E verrebbe allora da rispondere a Cottarelli, allora tanti a sinistra staranno rosicando, perché se anche uno come lui, così autorevole per certi ambienti, sostiene che comunque questi dati sul disavanzo, questi dati macroeconomici fanno ben sperare, fanno anche pensare che poi l'Italia nel caso di una crisi dello spread si dovesse riproporre, avrebbe questo sostegno, questo appoggio da parte della BCE, allora non sta lavorando così tanto male questo governo, questo esecutivo, anzi forse sta lavorando molto bene. Matteo, sono da te, ma Matteo ci hai raggiunto, ci vedi, ci senti? Sì, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per avermi qui con voi. Grazie a te Matteo, scusaci per l'attesa. Allora dicevamo che oggi con te dobbiamo appunto parlare dei tanti effetti devastanti legati a questa immigrazione clandestina, a questa immigrazione illegale. Abbiamo commentato tanto quello che abbiamo definito il blitz islamista a Milano. Ma allora veramente si può fare integrazione con lo Ius Scholae, con lo Ius Soli? O come abbiamo detto, no, prima anche citando e ricordando le parole di Massimiliano Romeo, probabilmente la sinistra su questo dovrebbe riflettere, non si può pensare di svendere la cittadinanza se poi questo è quello che vediamo sulla non integrazione, addirittura sugli insulti e su fatti che integrano delle ipotesi di reato. Ma come abbiamo detto più volte insieme in questa rubrica, è semplicemente la dimostrazione che per fare integrazione serve il danè in questo momento non c'è, e in più serve anche una forza dell'apparato dello Stato che in questo momento non c'è, giustamente oppure no, nel senso che mancano i fondi e quindi non può esserci. E abbiamo visto come un'immigrazione incontrollata che ha portato a
una ghettizzazione da parte delle città, no? Nei confronti di queste comunità illegalmente residenti in Italia, ha portato poi a delle comunità che rimangono sempre all'interno, sempre strette fra loro, sempre tra nordafricani, sempre tra cinesi, sempre tra le altre etnie che sono sempre, quindi, che vivono sempre in contatto fra loro, senza avere contatti con l'esterno italiano brutto e cattivo, e quindi è normale, tra virgolette, che poi accadano questi episodi, perché sono ragazzi nordafricani che vivono sì in Italia, sì conoscono la lingua e parte della cultura italiana, ma che alla fine, per problemi anche economici del paese, che in questo momento non può gestire un'integrazione fatta nella maniera corretta, il paese non si può permettere di integrarli, quindi loro rimangono all'interno delle loro comunità e non si sono integrati quindi con le nostre di abitudini, le nostre di nostri valori, le nostre tradizioni. Quindi è normale, tra virgolette, che accadano questi eventi. Sono eventi che noi avevamo già ripetuto più volte che sarebbero potuti avvenire, perché mancano tante cose per quanto riguarda l'immigrazione e l'integrazione, quindi niente di nuovo sotto il sole. Esattamente, e su questo noi avevamo anticipato anche quello che ha scritto per oggi su Libero appunto Daniele Capezzone, dalla prima pagina che segue questo articolo che è a pagina 3, poi recuperatelo. Le brigate rozze che vogliono prendersi Milano, sindaco e curia che tacciono. Beppe Sala e Monsignor Delpini sono sempre intervenuti su molti argomenti, però stavolta non hanno voluto proferire parola. E se ti ricordi, Matteo, addirittura Monsignor Delpini, l'arcivescovo di Milano, quando erano scoppiati quei altri problemi, comunque quelle rivolte al quartiere Corvetto, aveva un po' minimizzato sulla linea, insomma, dell'attenuazione. Qui scrive Capezzone, perché aveva appunto detto che non bisognava criminalizzarli e bisognava cercare invece un confronto e un dialogo. Infatti aveva scritto parole al miele per i Maranza, i protagonisti, aveva detto parole al miele per i Maranza e i protagonisti. È un malessere che non classificherei in modo superficiale, accostandolo a quello delle baglie francesi. Invece che procedere per stereotipi, bisognerebbe andarci a parlare con questi ragazzi e con i loro familiari, ascoltarli come fanno la Caritas. Però, Matteo, i tanti fatti di reati gravissimi che stanno avvenendo, no? Come per esempio gli accoltellamenti che sono avvenuti nel Riminese, adesso chissà, si spera che questo carabiniere non debba subire un'altra gogna mediatica e giudiziaria, che non venga criminalizzato soltanto perché ha impedito ulteriori reati e si è dovuto difendere. Ma poi anche il fatto che è successo a Bergamo, questo te lo stavo anticipando ieri, cioè, e chiedo anche a te la conferma, se ci sono stati aggiornamenti. A quanto pare l'aggressore, e qui ha ancora le due facce della medaglia, perché l'addetto alla sicurezza al supermercato era uno straniero, no? È stato ucciso a coltellate, dicevamo, ma chi l'ha ucciso a quanto pare con 4-5 colpi di coltello è anche lui straniero, quindi le due facce, dicevamo, dell'immigrazione, una regolare e una clandestina. Esatto, una che, seguendo, diciamo, tutte le procedure, ha cercato di integrarsi, quindi c'erano anche la possibilità semplicemente anche di integrarlo, no? Di farlo partecipare alla vita sociale e lavorativa del paese. E l'altra persona invece, immigrati irregolari, quindi con risorse in più che lo Stato in questo momento non può permettersi di spendere, si è trovato fuori da ogni vita sociale e lavorativa, e quindi è impazzito. Ma su queste tematiche dovrebbero esprimersi sul serio e non per finta, con studi, diciamo, molto discutibili, i sociologi e gli psicologi, perché sono tematiche che loro conoscono bene, che secondo me in fondo in tanti sarebbero d'accordo con noi, ma per motivi ideologici molte volte non si esprimono su quanto sia importante anche la socialità e l'integrazione per le persone, per non poi arrivare a commettere reati del genere. E quelli che poi tu hai descritto, anche tutti gli altri,
Tra l'altro sono reati, quello a Bergamo e a Milano, di immigrati che non sono riusciti a integrarsi con la popolazione in zone, tra virgolette, ricche. Quindi non posso immaginare in zone più povere in cui lo Stato proprio in quel momento fatica a tirare alla fine del mese. Assolutamente sì. E la questione dell'immigrazione è stata poi decisiva per le elezioni americane, su quello si dovrà confrontare ovviamente Donald Trump, perché sono state tante le sue promesse, e quindi ti rivolgo l'ultima domanda, proprio l'anticipazione per la tua puntata prossima, no, di Te la ridò io l'America, con il prossimo insediamento poi di Trump, quindi se ci sono delle anteprime che ci puoi svelare. Riparleremo ovviamente degli attentati che sono stati purtroppo eseguiti da 2 soldati americani, sia quello a New Orleans, sia quello purtroppo vicino alla Trump Tower a Las Vegas. Cercherò di riportarvi anche altre notizie su quello che sta avvenendo anche per quanto riguarda politicamente parlando, ovvero la conferma oppure no, lo scoprirete nella puntata, di Mike Johnson come speaker della House of Representatives, ovvero l'altra Camera, cioè il Senato, via il Senato negli Stati Uniti e via anche questa Camera. E parleremo anche di quello che sta avvenendo anche per quanto riguarda semplicemente le nomine di Donald Trump, per dare una panoramica quasi finale oramai, perché siamo ormai giunti alla data, diciamo, storica del 6 gennaio dell'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti. Chiaro, chiarissimo. E allora assolutamente lunedì ci colleghiamo con te per seguire la tua puntata. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ci scusiamo che appunto non abbiamo iniziato subito, ma stavamo finendo, no, questa C'è parte di problema. rassegna stampa. E grazie a tutti voi che anche oggi ci avete ascoltato così numerosi, ci avete mandato tanti messaggi. Grazie e soprattutto a Lorenzo, no, che è stato anche oggi così paziente. E allora di nuovo buon 2025 e buona continuazione qui su Radio Libertà. Grazie ancora.